Allora, sempre con la politica e sempre a Padova, oggi si è tenuto un altro congresso, quello fondativo del movimento che mesi fa lanciò il referendum indipendentista. Vediamo. Dopo il discusso referendum digitale dello scorso marzo sull'indipendenza del Veneto, Gianluca Busato alza il tiro. Guarda alle regionali del 2015 e al congresso fondativo di Padova lancia Veneto Sì. Un movimento europeista che guarda alla Svizzera come modello di riferimento e punta alla piena indipendenza e alla Repubblica Veneta. La battaglia delle tasse al primo punto e l'indicazione di una fiscalità con aliquota unica al 20%. Lontani da Renzi, da Berlusconi e dalla Lega, ma per competere alla conta dei voti la galassia indipendentista deve trovare un fronte comune. Il nodo politico per ora resta irrisolto. La linea che è emersa è quella di creare una coalizione indipendentista in appoggio a un candidato presidente della regione che sia indipendentista a tutti gli effetti e non magari al lunedì sì, al martedì no, al mercoledì forse.